Ed è stato presentato questa mattina il progetto di indagine sociolinguistica realizzato da IRES FVG Imprese Sociali con il contributo dell'Arlef per comprendere l'utilizzo del friulano e delle altre lingue parlate in regione. Noi ne abbiamo parlato insieme al vicepresidente dell'IRES FVG Marco Pascolini. Si tratta di un'indagine che è già stata svolta in passato, questa è la quinta edizione. Ogni circa 10 anni la Regione va a indagare qual è lo stato dell'arte, diciamo, delle lingue minoritarie in Regione, in particolare il friulano. Questa è un'indagine sociolinguistica quindi che si svolgerà sul campo, raccoglieremo più di 3.000 questionari attraverso una distribuzione con le scuole, le Proloco e altre associazioni, in modo da poter, diciamo, guardare qual è lo stato dell'arte, dell'utilizzo dei parlanti della lingua friulana, ma anche le opinioni che hanno, diciamo, i cittadini della regione nei confronti del friulano in particolare e delle altre lingue. Quanto durerà questa indagine? La raccolta dovrebbe svolgersi in un mese, l'obiettivo è raccogliere tutto, diciamo, entro il mese di marzo possibilmente, in modo da poter cominciare a elaborare i dati e dare una restituzione entro l'estate. Si può già citare magari alcune delle domande, insomma, proposte? Ma diciamo le domande che vengono fatte agli intervistati è soprattutto quanto usano il friulano, se lo sanno parlare e quali sono le opinioni rispetto alle politiche linguistiche della regione, in particolare per quanto riguarda evidentemente il friulano. Da questa indagine usciranno le novità, lo stato attuale della situazione, ma negli anni, ecco, attraverso questa indagine che dinamiche avete visto? Diciamo che l'indagine appunto è già stata svolta in passato ed è molto utile per la programmazione linguistica che la regione fa. Chiaramente quali sono gli investimenti per rendere la lingua più viva, per capire quali sono le strade per poter, insomma, mantenere ancora vivo l'utilizzo della lingua. Non solo friulano però. Non solo friulano, non solo friulano. Chiaramente le lingue minoritarie, il friulano verrà messo in confronto con quelle che sono l'utilizzo dello sloveno, del tedesco e di altre lingue che, come sappiamo, negli ultimi anni sono utilizzate chiaramente per la questione della migrazione. È importante evidenziare che il responsabile scientifico dell'indagine è il professor Vittorio Dell'Aquila, che è uno dei massimi sociolinguisti europei, lui vive in Finlandia, diciamo coordinatore di FEF, che è uno dei massimi soggetti, diciamo, che fanno ricerche sociolinguistiche in Europa.